Amici di Sportissimi, ciao da Salvo Gerazzi, siamo live dal Giorgio Matranga e Castellammare Partinico Dace, 16esimi d'andata della Coppa Italia di Eccellenza. Squadre subito in campo, le due formazioni con il Castellammare in maglia e pantaloncini azzurri, il Partinico Dace in maglia bianca e pantaloncini neri. C'è il debutto oggi da allenatore in prima in carriera da parte di Gianluca Cardinale, che fino all'anno scorso era il capitano del Castellammare Mediano, che ha dovuto soffrire per un infortunio, è tornato in campo, poi ha avuto una ricaduta da quest'anno in panchina al posto di Giuseppe Mione, che comunque è rimasto in società. In porta ci va Manna e poi in campo Caronia, Tarantino, Mattia Terranova, Aranci, Frisella, Musso, Pizzolato, Ba, Messina e Danilo Terranova. A disposizione di Paola per quanto riguarda la porta, Amato, Di Matteo, Lobosco, Ribaudo, Baio, La Monica, Lopez e Urso. Risponde il Partinico Dace di Riccardo Abbenante, lui che invece è stato confermato dopo la scorsa stagione in promozione in estate, l'acquisizione del titolo del Geraci per tornare in eccellenza dopo 5 anni dall'ultima volta. Cascione in porta, poi Barbara, Cicala, Caciccia, Rubino, Filì, Viviano, Picataggi, Pitanza, Pulizzi e Bargione. A disposizione in panchina Sar per la porta, poi Sala, Cinà, Musso, Pagnotta, Elia Marino, Davide Marino, Miceli e Scardina. Tutti comodi, è iniziata Castellammare Partinico Dace con il primo pallone verso la fascia mancina, stava per uscire Cascione. Alla fine il pallone è stato messo fuori portata. Subito un fischio da parte dell'arbitro Andrea Citrano della sezione di Palermo, assistito da Lorenzo Poma di Trapani e Giovanni Figuccia di Marsala. Subito 20 secondi di gioco con il Partinico Dace in possesso palla, con Giorgio Polizzi al debutto oggi in un contesto di eccellenza, categoria che ancora non aveva fatto in carriera, lui che è un classe 2003, tra i confermati del gruppo di Riccardo Abbenante. La partita in corso scopriremo anche i due schieramenti delle due squadre. È un 4-3-3 quello del Partinico Dace, mentre quello del Castellammare dovrebbe essere un 4-3-1-2 con il riferimento Malik Ba davanti. Intanto va negli spogliatoi Francesco Amato. Per qualche motivo l'arbitro gli ha detto qualcosa, per questa ragione il gioco si è fermato per un po'. Adesso si può andare con la gestione da parte di Rubino. Il lancio lungo, sorveglia Tarantino, lascia scorrere sul fondo. Dunque queste due squadre si affronteranno in questi 16esimi d'andata della Coppa Italia di Eccellenza Siciliana. Questa è la gara d'andata. Per l'appunto il ritorno sarà domenica prossima al Salvatore Favazza di Terrasini, non a Partinico, perché il Giuseppe Lafranca è inagibile, è agibile soltanto la tribuna. Da tanto tempo che il Partinico Dace non gioca nel proprio stadio. Al Favazza ci ha giocato l'anno scorso, 2 anni fa giocava al Santissimo Salvatore di Partinico, sì, ma era un campo di terra battuta, ormai fuori dai standard odierni, anche se comunque per esempio la Parmonval, lo abbiamo visto ieri stesso anche in diretta su Sportissimi, gioca ancora su un campo di terra battuta. Dunque vedremo chi la spunterà. Castellammare sorpresa dello scorso campionato di eccellenza, raggiungendo un quarto posto storico. Niente playoff per la distanza di punti tra la seconda, la Pro Favara, oggi Castrum Favara, e le inseguitrici. Calcio d'angolo per i neroverdi di Abbenante, che osserva i suoi, dà qualche indicazione a Caciccia. Tanti volti nuovi, soprattutto lato Partinico Dace, anche non annunciati dalla società, quindi
che potrebbero potenzialmente sorprendere. Calcio d'angolo battuto adesso con il mancino, attenzione al colpo di testa a liberare, ci ha pensato Tore Messina in fallo laterale, ha messo fuori il DS del Castellammare. La battuta della rimessa già effettuata con Pulizzi che scambia con i compagni, cross respinto, pallone che va di molto indietro e addirittura non esce con il Castellammare che ha modo di impostare da dietro. Barbara, l'anno scorso al San Vito Lo Capo ha vinto la Coppa Italia di promozione a Fasanò contro il Vittoria al 90esimo, con il Vittoria che ha sbagliato anche un calcio di rigore. Barbara in mezzo, pallone largo, non c'è nessuno nel poter calciare centralmente verso la porta, ma decisamente un Partinico Dace che ha iniziato bene la propria partita. E adesso il Castellammare risponde, indicazioni anche verso i propri ragazzi da parte di Gianluca Cardinale, che per distinguersi dai giocatori del Partinico Dace si è dovuto mettere una casacca gialla, che Cardinale sotto ha una polo bianca, quindi facilmente confondibile. Punizione per il Castellammare con Tore Messina. Il classe 97 contro la barriera a 2, parte il suo mancino in mezzo, colpo di testa a liberare, ancora Messina, ha modo di girare il pallone, Mattia Terranova in mezzo agli avversari, fa tutto da solo Mattia Terranova, in traiettoria c'era Aranci potenzialmente, ma il tiro di Mattia Terranova ha impensierito Cascione, che ha visto scorrere il pallone sul fondo. Prima chance del match con Mattia Terranova, che ha segnato un solo gol nella sua carriera tra i grandi proprio nella Coppa Italia di Eccellenza l'anno scorso contro l'Athletic Palermo. Nel campionato di eccellenza ancora non ne ha realizzato uno, e ci è andato vicino proprio poco fa. Fili, anche lui una Coppa Italia di promozione l'ha vinta, ma con la maglia della Super Giovane Castelbuono 2 stagioni fa. L'anno scorso è approdato al Partinico Dace. Il lancio lungo alla ricerca degli esterni per il Partinico Dace. Musso, c'è la segnalazione del guardalinee, fallo in attacco da parte dell'ex Siracusa, e allora punizione per il Partinico Dace. Oggi si sono giocate ovviamente le altre partite di questi 16esimi di finale della Coppa Italia di Eccellenza Siciliana. Si è partiti ieri però con il pareggio 1-1 tra Città di Mister Bianco e Leonfortese, la vittoria esterna del Milazzo a Sant'Agata di Militello contro il Rosmarino 1-0, la vittoria esterna del San Giorgio Piana sul campo della Parmonval per 5-0. Oggi l'1-1 tra Palazzole Modica, il 2-2 tra Nebrus e Gioiosa, lo 0-0 tra Ionica e Aci Sant'Antonio, la vittoria per 3-0 dell'Atletico 94 contro la Leonzio, 4-0 del Vittoria sul Mazzarrone, 2-2 tra San Vito Lo Capo e Marsala, 2-0 dell'Athletic Palermo sul Casteldacia, 4-0 esterno dell'Avola sul campo seppur neutro di Canicattini Bagni del Real Siracusa. Il successo per 2-0 della Don Carlo Misilmeri nel derby dell'Eleuterio contro l'Oratorio Marineo, lo 0-0 tra l'Ascari Cefalù e la Super Giovane Castelbuono, la sorprendente vittoria, anche se si trattava di un vero e proprio big match da parte dell'Unitas Sciacca sul campo del Gela. Si è disputata anche Accademia Trapani Folgore Castelvetrano, terminata sul risultato di 1-1. Il quadro lo completa questa sfida tra Castellammare e Partinico Dace. Il Castellammare si è andato a prendere un altro calcio di punizione. Lo ricordiamo, è doveroso farlo, che in questa competizione fanno parte obbligatoriamente tutte le squadre del campionato di eccellenza,
quelle del girone A e quelle del girone B, 16esimi, ottavi, quarti, semifinali e finale, in cui si affronteranno la squadra migliore del girone A e la squadra migliore del girone B, perché gli accoppiamenti sono stilati in base al girone di provenienza. Da quest'anno la novità dell'abolizione della regola dei gol in trasferta decisivi per passare il turno in caso di parità tra andata e ritorno. Nel caso in cui dovesse succedere, direttamente calci di rigore senza passare dei tempi supplementari. Chi vince la finale va alla fase nazionale, chi vince la fase nazionale va in Serie D, ciò che è successo al Paternò l'anno scorso, ha battuto la Super Giovane Castelbuono 2-0 a Barcellona Pozzo di Gotto, poi nella fase nazionale, nella finale, ha battuto la Solbiatese a Coverciano grazie al gol di Asero. Solbiatese che sbagliò un calcio di rigore con Scapinello. Queste due squadre, Castellammare e Partinico d'Ace, hanno l'obiettivo di salvarsi. È cresciuto l'entusiasmo a Castellammare perché l'anno scorso l'obiettivo dichiarato è stato quello della salvezza, ma poi è successo quel che è successo, ovvero il quarto posto magico. Un po' di alleggerimento nel finale di stagione, ma comunque il piazzamento è stato conservato. Quel 3-0 qui al Matranga subito contro la Nissa ha provocato un contraccolpo psicologico. Nissa campione dello scorso girone A di eccellenza. La squadra di Nicolò Terranova è salita in Serie D. Partinico d'Ace invece che punta alla salvezza, anche lui, così sempre come il Castellammare. I pronostici di questo match parlano di una leggera superiorità del Castellammare, dato dal fatto che appunto è stato conquistato il quarto posto lo scorso anno e il gruppo è rimasto quasi lo stesso. Sessione importante quella di Gianni Calagna al San Vitolo Capo, proprio oggi ha debuttato con la nuova maglia nella gara contro il Marsala, in cui il San Vito vinceva 2-0, poi si è fatto recuperare al 90esimo dal Marsala, che a sua volta ha acquisito il titolo del Mazara 46 ed è tornato in eccellenza dopo un anno. Dunque Partinico d'Ace e Marsala sono tornati in eccellenza tramite l'acquisizione del titolo. Ci sono stati ripescaggi per Lascari Cefalù e Parmonval. C'è stata la promozione del San Vitolo Capo tramite la vittoria della Coppa Italia di promozione. Questo è un po' il quadro con i vari esiti che si sono verificati. Anche vedendo un po' cosa è successo d'estate in questo girone A di eccellenza, c'è stata anche la vittoria del girone A di promozione del San Giorgio Piana, da non dimenticare, con la vittoria del campionato. Punizione per il Castellammare, il solito Torre Messina alla battuta. Battuta lungo la fascia, a servire Musso. Il pallone viene servito nella zona di Pizzolato. Uno dei veteranissimi in casa Castellammare, classe 95. È stato a lungo anche capitano di questa squadra. Messina
per Bartolo Caronia, pallone per Danilo Terranova, occhio alla progressione, in mezzo a due non c'è fallo, allora può andare il Partinico Dace, la trattenuta ai danni di Bargione, e allora punizione per i neroverdi, oggi maglia bianca. Pallone dietro per Fili, adesso sale Rubino, palla al piede, si scontra con un avversario, infatti l'arbitro fischia per vedere un po' le condizioni, parla con Caciccia, l'autore del fallo, lì in mezzo al campo. Quella di domani sarà una giornata importante per il campionato di eccellenza, ma anche per quello di promozione con i calendari che usciranno. Le 16 squadre di eccellenza nel girone A e le 16 del girone B scopriranno il proprio percorso per raggiungere i propri obiettivi. Si stavano alzando intanto gli animi qui, situazione placata con il rientro in campo di Danilo Terranova, che ha ricevuto qualche indicazione da Cardinale in panchina. Pallone profondo con il Partinico Dace che cerca di costruire qualcosa. Batte Barbara, anche se bisogna cambiare il pallone, non va bene per l'ex San Vitolo Capo. Nel frattempo Abbenante parla con Caciccia, probabilmente anche sulla base di ciò che è successo poco fa con lo scontro di gioco. Tore Messina aggancia e spazza al volo a cercare Ba di testa. Rubino torna da Cascione. Cascione che vorrebbe una continuità in eccellenza, l'anno scorso era stato confermato al Casteldaccio, poi è sceso in promozione proprio al Partinico Dace. Ancora Cascione. Lungo la fascia di sinistra non si riesce a trovare una soluzione, allora rimesso laterale per il Castellammare. Era diventato un vero e proprio fortino il Matranga l'anno scorso, con il sogno dell'alta classifica in eccellenza che si è maturato proprio in casa, nelle partite in casa. I successi poi sono arrivati anche fuori le mura del Matranga, quindi in trasferta. La magia si è alimentata. Messina e Mazzino! Il gol del Castellammare con Tore Messina, che tutto da solo batte così Cascione 1-0. Festa totale, ci sono i bambini della scuola calcio del Castellammare e non solo, anche delle società che giocano qui al Matranga. Si prende l'abbraccio di tutti. Tore Messina, il classe 97, che sblocca la partita con il suo mancino verso il lato più lontano. È stato propositivo l'inizio di partita del Partinico Dace, ma il Castellammare è al 7° anno consecutivo in eccellenza. Chissà come si affrontano le partite ormai in questa categoria, a prescindere che sia campionato o coppa. Adesso vedremo la reazione della squadra di Abbenante, anche se c'è un recupero lampo di Frisella. La rimessa laterale di Tarantino, si torna dietro. Messina, che è disponibile sia a fare il trequartista, il mediano basso
ad impostare l'azione. Occhio perché Tarantino stava per scivolare su questo pallone, adesso Frisella, Messina, lancio lungo dall'altro lato, la corsa di Musso, posizione regolare, anche perché il guardalinee è lì in zona, non riesce però a conservare il pallone. E allora si riparte da Cascione. Occhio alla pressione di Malik Ba. Confermato nonostante il suo carattere un attimo vulcanico, nel caso in cui ci dovessero essere nervosismi in campo. Attaccante prezioso per questa squadra, l'anno scorso doppia cifra per lui, ne ha fatti 16. Messina prima di oggi dunque è salito a 17, Ba con questa maglia ne ha fatti 25. Il rilancio lunghissimo a mettere il pallone fuori. E si attende un nuovo pallone buono. Barbara tra i più in palla in questi primi 20 minuti, già superati. Triangolazione, Barbara un attimo impreparato lì con la copertura di Tarantino. E adesso i palloni assenti si fanno un attimo frequenti, siamo soltanto neanche alla metà del primo tempo. Pallone girato, Barbara ha provato a toccarla, pallone nella zona di Viviano, ma riparte il Castellammare. Ba si va a prendere comunque la rimessa laterale, il gambiano classe 99. Frisella, spallata di Danilo Terranova, mette giù il pallone, ancora Luca Frisella, giocata per Danilo Terranova, provato il tunnel ai danni di Caciccia, si lotta ancora, Ba protegge anche col fisico, la rimessa è del Partinico Audace. La battuta di Alessio Barbara. Polizzi subisce un colpo da Mattia Terranova, l'arbitro fischia. E dice a Mattia Terranova che doveva farlo per forza. Bisogna arretrare il pallone. Adesso si può andare con Bargione. Lancio lungo con Viviano che si era proposto. Pallone fuori. Danilo Terranova, sì, Barbara prova a spazzare anche fili, riprende il possesso della Partinico Audace. Si lotta però in mezzo al campo, c'è agonismo e c'è anche il cooling break. L'arbitro ha fatto il gesto del time out come se fossimo in una partita di calcio a 5. 1-0 Castellammare, la sta decidendo Torre Messina con il suo primo gol stagionale. Castellammare che ha avuto una chance prima con Mattia Terranova, il pallone è sfilato sul fondo, poi è arrivato il cinismo con Torre Messina che l'ha messa dentro. Non c'è potuto arrivare Cascione, si rinfresca anche la terna arbitrale, parla con l'arbitro Bartolo Caronia.
che oggi fa il vice capitano, capitano e Aranci, uno dei tanti arrivati in casa Castellammare, classe 2004. Parla con i suoi anche Riccardo Abenante. Ormai è alla sua seconda stagione di fila a guidare una prima squadra. Sono stati intensi gli allenamenti in fase di preparazione l'anno scorso al Mazzara. Anche quest'estate lo è stato a Partinico, tant'è che Salvo Rosone è stato ceduto, adesso è un giocatore del Borgetto Giardinelli in promozione. E infatti i ritmi della Partinico Dacia almeno in questi 25 minuti si sono notati. Castellammare che però, come dicevamo prima, è una squadra più esperta in questa categoria. Partinico Dacia che restò soltanto per un anno nell'ultima avventura in eccellenza prima di questa. Non vorrebbe ripetere la stessa storia. Il club del presidente Montoleone. Si riprende a giocare con il pallone per Frisella. La rimessa laterale lunga di testa Barbara, stava arrivando Danilo Terranova, aggancio provato da Tarantino, la mette fuori colpendo il guardaline e rimessa a parte Nico Dace, si scontra con gli avversari Pitanza. Adesso è il Castellammare ad andare in velocità, va, è noto per le sue corse lungo la fascia di sinistra, Barbara lo chiude, confermando il suo ottimo stato di forma per quanto riguarda l'impatto in questa stagione. Ovviamente siamo ancora al 1° settembre, è iniziato oggi il mese. È rimessa per il Castellammare, alla battuta c'è Leonardo Musso, anzi no, è calcio d'angolo, eravamo un po' vicini nella zona d'uscita del pallone. Tutti dentro, marcatura a zona per il Partinico Dace, parte il destro di Musso totalmente dall'altro lato, prova il tiro schiacciato al volo, va, pallone in fascia, lo va a toccare Pizzolato che propone in mezzo, a cercare Caronia insolitamente al centro dell'area per staccare di testa, tant'è che Messina si trova sulla linea dei difensori per sostituire proprio Caronia, lancio lungo, Cascione. In mezzo al campo si rischia, riuscendo comunque a girare il pallone, lo recupera il Castellammare con Frisella, chiuso da Caciccia. Adesso c'è la corsa di Viviano, si ferma lì l'ex Cus Palermo, pallone messo fuori. Buona presenza di pubblico qui al Giorgio Matranga, soprattutto tanti bambini, come dicevamo, quelli della scuola calcio del Castellammare e delle società di Castellammare del Golfo che vengono a giocare qui. E c'è anche il settore giovanile del Partinico Dace. Il lancio di Danilo Terranova per Ba, che era un po' troppo indietro, voleva un passaggio diverso il gambiano. Rischia tantissimo Pulizzi. La rimessa per sua fortuna è sempre del Partinico Dace. Aranci dietro, tanta personalità, ha dimostrato
il classe 2005. Subito con la fascia da capitano al braccio in porta nel Castellammare c'è Flavio Manna alla sua seconda da titolare. Ne ha giocata una nel finale della scorsa stagione, quando il Castellammare ormai aveva raggiunto i propri obiettivi. Infatti il più esperto di Paola è in panchina. Cambio nel Partinico Adace con l'ingresso da parte di Cina. Qualcosa non va. Allora, per Riccardo Abenanti avevamo parlato un po' della sua cultura al lavoro, da capire anche se sarà un problema fisico. Per Rubino ha preso la stessa mattonella di campo Cina, regalato per un altro pallone Ale Castellammare, che cerca di gestirlo con Mattia Terranova. Adesso Torre Messina, non c'è fallo, l'arbitro dice di continuare. Primo pallone per Cina, subito pressato da Ba. Allora si torna indietro da Cascione. Il lancio lungo di Cina. Tra l'altro ex della partita, perché l'anno scorso ha giocato proprio qui a Castellammare del Golfo. Ba, dribbling sul destro, allarga, occhio perché c'era tanto spazio per calciare per Pizzolato, che non ha agganciato il pallone. Cerca di recuperarlo, commette fallo il classe 95 e si prende il primo cartellino giallo della partita. Dunque ammonito Giuseppe Pizzolato al 31esimo di questo primo tempo. Non è nuovo a questo tipo di contrasti Pizzolato, uno di quei giocatori che riceve spesso il cartellino. Barbara avanza senza paura, l'ex San Vitolo capo, però c'è il destro-sinistro di Tarantino, stava andando, poi non più, c'è comunque rimesso laterale per il Castellammare. Ba mette giù, solita giocata di Malik Ba, se ne va verso la fascia, forse un po' verso l'interno. Cina lo conosce e lo ferma, compagni di squadra l'anno scorso. Messina commette fallo, anche se il pallone l'aveva preso Danilo Terranova. Rischia tantissimo il Partinico Adace ogni volta su quella zona di campo, la zona un po' della mezzala sinistra dal punto di vista di Cascione, per capirci. Quindi avendo alle spalle la porta. Barbara rimessa con lo scambio, pericolosa la zona, fuori gioco per Ba, che poi va a tirare e a trovare Cascione alla respinta. Azione però fermata dall'arbitro e dai suoi assistenti. Ancora Antonio Cascione scambia con Cina. Fili
Kacicia, pallone che va a scorrere, l'anticipo di Bartolo Caronia in fallo laterale, chiede palla Barbara, occhio al movimento di Bargione, allarga a destra, si è fatto anche male, è caduto, tant'è che si va a prendere il fallo. Graziato per questa volta. Ma va con prudenza il partinico Dace. Barbara si va a fare male, stessa situazione di prima, fallo e c'è il giallo per Frisella, secondo ammonito della partita, entrambi lato Castellammare. Con la stessa tattica, lancio lungo, Barbara mette giù, mediano il passaggio per Kacicia, c'è spazio per avanzare, Bargione si infila in mezzo a tante maglie azzurre, non c'è fallo al limite dell'area, l'arbitro era lì in zona, Danilo Terranova non riesce a controllare bene, ci stava provando con il tacco ma è stato un pallone difficile. Veloce di Ciabenante e Cinala perde, allora Ba scippa da parte sua, Ba davanti Cassione, Ba! Il 2-0 del Castellammare con Malik Ba, l'idolo dei tifosi. Autentica rapina d'attaccante da parte di Malik Ba, l'errore dell'ex Cina subentrato al posto di Rubino. 2-0, si fa complicata per il partinico Dace. Si prende gli abbracci di tutti Malik Ba, che segna il suo primo gol di questa nuova stagione calcistica con la maglia del Castellammare. E questo praticamente il ruolo dell'attaccante, farsi trovare al momento giusto, al posto giusto per questi colpi che alla fine in termini numerici fanno la differenza e che servono a vincere le partite. Intanto mi correggo perché l'anno scorso non è arrivato in doppia cifra, ha segnato 9 gol, quindi quasi. Fa comunque il suo numero 26 con la maglia del Castellammare. Cambio di gioco, non è sazia la squadra di Cardinale, attenzione al pallone in mezzo, il rischio di Cina, forse con meno colpe rispetto al gol del 2-0, ma il Castellammare adesso sta prendendo piede in questa partita. Calcio d'angolo, batte Musso, basso il suo destro, Frisella, Mancino in mezzo, secondo palo, colpo di testa, pericolosissimo, grandissima occasione per il Castellammare. In zona c'erano Aranci, Tarantino, Caronia.
Cina. Possiamo dire che adesso gli occhi un po'... Castellammare comunque a posto grazie alla segnalazione del fuorigioco, ma anche alla presa che aveva effettuato Manna. Barbara, pallone che arriva a Tarantino, adesso va, ogni volta che prende palla Matranga si accende. Tarantino vince un rimpallo, ci va in zona, scambiano i due anche senza il 100% di volontà. È rimessa per la squadra di casa. Frisella con il petto scambia con Danilo Terranova, ancora Frisella, il lancio di Viviano, ma non c'è nessuno dei suoi, e allora Aranci, traversone in profondità lungo, c'è il fuorigioco di Ba, c'è la bandierina alzata. Pressione di Musso, Cina, c'è la pressione di Ba, adesso il pallone di Cascione, molto traballante il Partinico Daci in fase difensiva, infatti Barbara non la prende, rimessa da buona posizione per il Castellammare, Frisella cerca Ba, un po' troppo corto ma era comunque difficile, di testa Pitanza può fare poco, e allora Tarantino dietro da Flavio Manna. Il lancio lungo, Frisella la prende, posizione regolare, c'è Ba che scatta in profondità, sta diventando tutto facile per il Castellammare, chiusura di Cina che si riscatta con questa scivolata in calcio d'angolo. Musso, corner corto, lo scambio con Ba, cross in mezzo, colpo di testa deviato, il tentativo di Tarantino, c'era stata una leggera deviazione che però non ha messo KO Cascione. Caciccia, lancio lungo verso Viviano, deve mettere giù, lo fa, supera Tarantino ma se l'allunga troppo finisce fuori. Benante non l'ha presa bene. L'anno scorso esonerato a Mazzara del Vallo, al Mazzara dopo 4 giornate, c'erano state anche 3 partite di Coppa per un totale di 7 panchine. Ha avuto un'altra esperienza in eccellenza sulla panchina del Marsala, ma è durata. Manna, classe 2006. Lancio lungo a cercare Danilo Terranova, era buono. Prima dell'attaccante del Castellammare è arrivato Fili. Rimessa lunga, si cerca Pizzolato. Messina. Alzata un po' difficile. Partinico Daci però mantiene il possesso palla fino a poco fa. La presa di Aranci, adesso si va con Cicala. Fallo in corsa, interviene l'arbitro con il fischio, c'è il giallo. Per Caronia, terzo giallo su 3 per il Castellammare. Stiamo parlando di 2 quarti della difesa. Appunto Caronia e Frisella. Il terzo è Pizzolato, centrocampo.
Punizione Partinico Dace, ci sono già movimenti a bordo campo in vista del secondo tempo. Parte la battuta verso il secondo palo, stacca di testa più in alto di tutti Firisella, la prende Viviano, prova a piazzarla ma ha praticamente 3-4 avversari davanti. Finisce adesso il primo tempo, Castellammare avanti 2-0 sul Partinico Dace sotto gli applausi dei propri tifosi. Arrivati qui al Giorgio Matranga, Messina e Ba i marcatori, con Ba che ha approfittato di un errore di Cina, subentrato al posto di Rubino, Cina ex della partita. Partinico Dace che inevitabilmente dovrà cambiare qualcosa in vista del secondo tempo tra meno di un quarto d'ora, sempre qui live su Sportisili. Orange flag. Le sensazioni sono molto positive, vedo che la squadra sta lavorando alla cultura del lavoro, si impegnano tanto, ho dei ragazzi veramente che si mettono in discussione, ho trovato un ambiente importante, un ambiente bello, un ambiente pulito, quindi si può lavorare tranquillamente. Stiamo lavorando ed è da una settimana che lavoriamo intensamente, domani abbiamo una piccola sgambatura ad Alcamo,
vediamo un po' di testare qualche giocatore, ci stiamo conoscendo, siamo sulla strada giusta. Diciamo che a me mi hanno chiesto di fare un campionato di transizione, mi hanno chiesto di fare un campionato per divertirci, un campionato dove con una salvezza tranquilla, però vediamo, strada facendo, vediamo dove ci possiamo collocare. Sono due realtà diverse, Mazara è una piazza grossa, Mazara sono molti tifosi, sono ambiziosi, quindi abbiamo fatto 4 anni bellissimi, ci siamo divertiti. L'ultimo anno è stato disastroso perché è successo quello che è successo, senza soldi, senza società, senza diciamo quello che è successo, cioè, siamo costretti a retrocedere. Però qua è un'altra realtà, qua sono dei piccoli comuni che si sono riuniti e che vogliono fare bene. Ho giusto, l'ho fatto, siamo retrocessi, pazienza, però diciamo che da qualche anno che la società deve incominciare a pensare di quello che vogliono fare. Se vogliono fare bene devono organizzarsi per fare altre cose importanti, altrimenti vedo un Mazara che non mi piace, diciamola tutta, non mi piace, ma a livello societario ci voglio qualche piccolo imprenditore che si avvicina e che aiuti questi colori. Ovviamente se è normale, per la prima volta giocare contro il mio Mazara non è facile, però io alleno il Borgetto e sinceramente quando andremo lì, rispetto per il Mazara, per la maglia, ma voglio che vinca il Borgetto.
È iniziato il secondo tempo di Castellammare Partinico Dace 2-0 in questo 16° d'andata della Coppa Italia di Eccellenza Siciliana. Messina al 17° e Ba al 37° ad aver segnato nel corso del primo tempo. C'è stato un cambio nel Partinico Dace sia nel corso del primo tempo con l'ingresso di Cinà al posto di Rubino, sia prima di ricominciare con l'uscita di Picataggi e l'ingresso di Davide Marino. Tra poco faremo il recap delle formazioni, per il resto tutto invariato con il Castellammare in maglia azzurra, Manna in porta, Caronia, Frisella, Adamo e Tarantino in difesa. Abbiamo detto di Aranci, ma c'era stato un cambio dell'ultimissima ora prima di iniziare la partita. È tornato dunque Adamo con la fascia da capitano al braccio. Aranci non figura neanche in panchina. A centrocampo Mattia Terranova che fa il play, Musso è la mezzala destra, Pizzolato è la mezzala sinistra, Messina dietro Danilo Terranova e Ba. Partinico Daci invece che ha risposto con Cascione in porta. Di punizione per il Castellammare, batte Messina. Torre Messina che oggi ha segnato il suo gol numero 17 con questa maglia. Pallone in mezzo col mancino, allontanato prontamente dalla difesa del Partinico Daci, che ha sofferto tantissimo in difesa proprio lì in quel reparto, concedendo tanti palloni dunque persi dalla squadra di Abbenante, che non è particolarmente contento, non è stato anche del corso del primo tempo. Infatti il 2-0 è nato proprio da un errore di Cinà, probabilmente forse non è stato abbastanza caldo in termini di forma fisica, dato che è subentrato nel corso del primo tempo al posto di un Rubino che non sembrava in difficoltà, claudicante. Forse si potrebbe pensare a una mossa tattica, dunque normale. Intanto avanza il Castellammare, l'autore del secondo gol. Il pallone in mezzo di Musso, l'anticipo di Barbar, il migliore in campo, lato Partinico Dace. Polizzi cerca di recuperare da terra, ci riesce l'ex Real Suttano. Scambio rapido assieme a Bargione, ma Torre Messina è velocissimo. La prende lui. Ancora Messina si scontra con quelli che è il capitano davanti e si va fuori. C'è l'incitamento da parte dei tifosi del Partinico Dace, giunti qui al Matranga. Danilo Terranova, forse un tocco con il braccio, non secondo l'arbitro, la prende alla fine Cascione. In panchina nel Castellammare Di Paola per la porta, poi Amato, Di Matteo, Lovosco, Ribaudo, Baiò, La Monica, Lopez e Urso. Nel Partinico Dace Sar per quanto riguarda la porta, poi Sala, Musso, Pagnotta, Elia Marino, Miceli e Scardina. Ovviamente c'erano anche Davide Marino e Cinà, che però sono entrati. Vuole proteggere con il fisico, c'è però Cinà molto alto. Occhio al pallone messo in mezzo, pericolosissimo. C'è il fischio da parte dell'arbitro. Si va dietro.
battuta dalla punizione, pallone che viaggia, viene preso dal Castellammare seppur con difficoltà, ci pensa Messina ad assistere il proprio compagno di squadra Tarantino. Il pallone però finisce fuori. Bargione perde palla, va, la alza, ci pensa Fili, tornare dietro da Cascione. Ancora Bargione. Di Codace che riparte da destra, ancora con Samuele Cinà. Barbara. Spazio per Polizzi che va fino ad entrare in area di rigore, poi perde palla sul più bello. Continua ancora la squadra di Abbenante. Polizzi si ferma, non può andare, chiuso subito da Bartolo Caronia. Cicala. Caciccia. Pallone in profondità a cercare Viviano, c'era anche Pitanza, il pallone è andato in mezzo ai due. Si è alzata letteralmente tutta la panchina del Castellammare a riscaldarsi. Li avete visti in massa sotto lo sguardo di Gianluca Cardinale. Messina scatta, palla al piede, non lo fermano, ancora Messina. C'è il passaggio, stava arrivando a Va, praticamente solo al centro dell'area. Castellammare vicinissimo, ha una grande chance per andare sul 3-0. Barbara, pallone alto in difesa, Cina. Si fa un bel po' di metri. Cicala. Cambia tutto da Barbara. Si finisce giù, tutto regolare per l'arbitro. Va, è fuori gioco. Occhio al cross di Cicala, secondo palo, Semana in due tempi anche in scivolata, perché stava andando ad attaccare Pitanza, c'è però la bandierina alzata fuori gioco.
Occhio al pallone in mezzo, il destro in diagonale che finisce fuori. Altra occasione che si va ad aggiungere Danilo Terranova, vicino al primo gol stagionale. Caciccia, scorre il tempo per il Partinico Dace, che vorrebbe impensierire più seriamente Manna. Pulizzi si scontra con Pizzolato, il pallone ritorna nella sua zona, c'è contrasto, c'è il fallo commesso proprio da Pizzolato, lui che è stato ammonito nel primo tempo, infatti un po' c'è stato il rischio da parte sua, gialli anche per Caronia e Frisella. Loro tre sono stati ammoniti da Andrea Citrano della sezione di Palermo. Messina allarga, Musso, lato corto dell'area, contro Cicala, il cross in mezzo, secondo palo, non riescono a staccare né Cinà addirittura dalla difesa verso l'attacco, né Barbara. C'è un cambio pronto per Abenante, c'è l'ingresso in campo di Miceli. Ingresso in campo da parte di Miceli. Tornato dal prestito alla Gioiese in Serie D, ha giocato poco però, classe 2005, centrocampista. La Partinico Dace anche 2 stagioni fa in promozione. Balla tanto questo pallone. Fili. Pulizzi. Praticamente con la porta vuota davanti a sé, con Pizzolato a pressarlo. Porta il pallone nella Partinico Dace. Cicala. Pulizzi pressato da Bargione. Cina. Viviano a terra. Aveva un attimo fatto un cenno di resistenza. C'è comunque conquistato il calcio di punizione. Punizione per il Partinico Dace. La battuta morbida di Pulizzi, si lamenta un colpo con il braccio in barriera. Il pallone comunque in aria, Messina prova a levar via assieme a Pizzolato, poi va, larga tutto nella zona di Danilo Terranova, recupera Pitanza. Scivolata decisiva di Tarantino, rimessa a Partinico Dace. Niente da fare. Allora si va con il cambio rimessa. Intanto il primo cambio del Castellammare sarà con
protagonista Bayo, che in questo momento a bordo campo sta parlando con Cardinale. Adesso torna a scaldarsi Ansumana Bayo, classe 2006. Si ritorna da Manna. Nel frattempo Musso ne ha approfittato per bere. Pallone anonimo. Ritorna nella linea difensiva del Partinico Daci. Si muove ancora la squadra di Abbenante, ci cala proprio il cross. Il pallone in mezzo, è il gol del 2-1. Il Partinico Daci che ritorna in partita, il gol di Barzone. I cori dei tifosi neroverdi. È arrivato anche il primo gol della stagione del Partinico Daci con Barzone. C'è cambio per il Castellammare. Con l'ingresso di Bayo e di Matteo per il Castellammare. Esce Pizzolato. Cambia anche per il Castellammare, è uscito Pittanza, è entrato Scardina. È uscito Bargione, l'autore del gol di poco fa, al suo posto Saia. E non Sala, come abbiamo detto prima. Si muove il Partinico Daci, perde però il possesso. L'avanzata del nuovo entrato Saia, che può cambiare la partita, lui che ha avuto un trasferimento in Sardegna nel corso dell'ultima stagione dopo l'esperienza di Aspra. L'arbitro però ha interrotto il gioco.
calcio d'angolo per il Partinico Dace. Pallone in mezzo, secondo palo, si cerca sempre quello, Pulizzi con il destro, niente da fare. Si continua a giocare. Mattia Terranova, lo scatto di Barbara, il fischio dell'arbitro. Non si intende il Partinico Dace, ma qualcosa è cambiato. Nel frattempo Cicala parla con Abenante. C'è un nuovo cooling break. Entrambe le squadre bevono. Non c'è affa questa sera a Castellammare del Golfo, sono 25 gradi. Ma a prescindere dal meteo, ovvio che si possa faticare in campo. Bello il dialogo tra Manna e Di Paola, il più esperto in panchina al più giovane adesso a difendere la porta del Castellammare. Di Paola con i suoi modi nel comunicare a Manna, sordomuto. Nel Castellammare Baio è entrato al posto di Danilo Terranova. Questo è il cambio effettuato da Cardinale, mentre Di Matteo era entrato al posto di Pizzolato. Invece nel Partinico Dace fuori Rubino, Picataggi, Pitanza e Bargione, sono entrati Saia, Cinà, Miceli e Davide Marino. In ordine sparso, ammonizione per Musso, quarto giallo in casa Castellammare. Ammonizioni prese tutte dalla squadra di casa. Avanti grazie a Messina, gol al 17esimo, Abba gol al 37esimo, ha accorciato le distanze Bargione al 64esimo. Partinico Dace ci crede, anche perché approfitta della maggiore stanchezza del Castellammare.
Davide Marino torna dietro. Cina sale palla al piede per lo scambio. Di prima c'è il mancino al volo, che alla fine è diventato un passaggio, quello di Pulizzi per Saia, che scatta fuori gioco. Fuori gioco per Gioachino Saia. Punizione per il Castellammare. Battuta lunghissima, si cerca il nuovo entrato Ansumana Bayo, che adesso è nella coppia d'attacco assieme a Malik Ba, tutta africana. Frisella blocca l'avanzata degli ospiti. Dai Giorgio! Si cerca Baio grazie al passaggio di Di Matteo, i due subentrati in casa Castellammare. Nuova rimessa, lo batte proprio Di Matteo. Musso, ammonito poco fa, resiste, vicinissimo la bandierina, raddoppiato. L'ultimo tocco è di casa. Il calcio d'angolo. Ultimo tocco decisivo. Batte Frisella. Questo calcio d'angolo. Pallone morbido in mezzo, esce Cascione, poi il tiro di Ba da fermo al volo, bloccato immediatamente, riprende il pallone. Malik Ba sfida gli avversari, sterzata, va sul mancino, cross in mezzo, abbastanza lungo, finisce fuori. È ancora in bilico questa partita. Partito Dace che per forza di cose sta uscendo dopo la consistenza anche psicologica del Castellammare nel corso del primo tempo. Adesso un aggancio per Baio, dato che viene trattenuto, ci aveva provato in precedenza Ba. Castellammare che ugualmente si prende il calcio di punizione. Adamo si preferisce andare da Manna, che rilancia al volo. Pallone profondo, lo insegue Baio. Comunque in fuorigioco si continua per il possesso mantenuto dalla parte di Nicodace. Barbara per Pulizzi. Cina chiede palla, ci cala a sinistra, ignorato dai compagni. Scardina, entrato anche lui in campo. Era uscito Caciccia. Abenante dunque che ha finito i cambi. Castellammare invece che ne ha a disposizione ancora 3. Cascione. Avanti il Partinico Dace. Davide Marino. In contrasto sia con Di Matteo sia con Baio. Musso.
Pallone morbido verso Baio, c'è anche Di Matteo, la prende Baio, destro! Il gol al debutto in Italia per Ansumana Baio, 3-1 del Castellammare. Adesso la partita è chiusa. L'abbraccio con Giuseppe Pizzolato che alza in aria il classe 2006 al debutto, segna la rete del 3-1. Abbracciato anche da tutta la panchina. E ovviamente l'abbraccio anche con Gianluca Cardinale. (3-1) di Baio. Partinico Dace sembrava un po' aver capito la situazione, anche se non sono arrivate vere e proprie occasioni da gol dalle parti di Manna, ma c'era stato quell'atteggiamento che serviva, quel minimo di attenzione in più. Nel frattempo va trattenuta contro Polizzi, battuta già la punizione. Miceli, Cina, cross in mezzo morbido, di testa interviene Caronia. Frisella, senza spiegazioni, rilancia. Cina risponde di testa. Lì in zona c'è Mattia Terranova, Partenico Dace che ci prova. Tarantino chiude fuori contro Barbara, rimessa laterale. Quasi 10 minuti al termine. Ricordiamo che questa è la gara d'andata dei 16esimi di finale della Coppa Italia di Eccellenza Siciliana. Ritorno settimana prossima al Favazza di Terrasini, dove il Partenico Dace giocherà in casa, seppur formalmente. Saia vince il rimpallo, ma il pallone arriva su Manna. Situazione bloccata dal portiere classe 2006. Andiamo, dice Abbenante al suo Partenico Dace. L'anno scorso il sogno a stagione in corso è stato quello dei playoff in promozione. Alla fine c'è stato un gran trenino dal secondo al quinto posto, e non solo, perché il Gemini è rimasto deluso, così come il Cus Palermo. Paradossalmente la spuntata del Camarat, che ha terminato al sesto posto. Nonostante un campionato non da zona playoff come lo è stato nella stagione precedente, dove c'è stata la semifinale persa a causa della regola dei gol in trasferta a Trapani contro l'Accademia. Finì 4-4 quella partita. Saia cerca di muoversi l'ex Aspra, ma niente da fare. Prova la sponda Baio, anche Ba, nessuno dei due ci arriva. Filì lascia a Cina, pallone profondo, non si capisce con Pulizzi, con Viviano, e tutto su Manna che temporeggia un po'. L'aggancio di Barbara, occhio però, perché c'è un regalo pazzesco a Baio, scivolata in piena area di rigore, tutto regolare. È uscito anche Cascione, Baio si rifugia dietro, cross in mezzo, secondo palo, colpo di testa di Ba. Ci pensa lo stesso Barbara, che pochi secondi prima ha messo su un bel regalo per la difesa sua in negativo, perché ne stava approfittando ovviamente la Castellammare.
Ci sono ancora lacune sotto questo punto di vista per il Partinico Dace, quei fantasmi del primo tempo. Stava nascendo un altro gol simile a quello del momentaneo 2-0, segnato proprio da Abba. Manna la manda fuori lo stadio, questa palla. Giustamente serve il pallone, lanciato da Samuele Di Paola dalla panchina del Castellammare. Proprio da quelle parti si consultano Gianluca Cardinale e Francesco Amato. Davide Marino sbaglia il passaggio per Saia, la prende, la spazza Di Matteo per lanciare Bayot prima di tutti i fili. Il pericolo rimane sempre. Polizzi ci cala. Il passaggio per Davide Marino, ci pensa Caronia, quasi a tirare dalla zona difensiva. Miceli, lancio profondo, Saia mette in mezzo di prima, è sempre sua, vuole il fallo da rigore, non c'è nulla, braccia larghe per l'arbitro, riparte di conseguenza il Castellammare, si propone Bayot, si scontra con Fili, si blocca il Gambiano, tempi giusti per l'ex super giovane Castelbuono. Adesso l'arbitro parla con Saia, che poco fa voleva il fallo per ottenere il calcio di rigore, per riaprire ancora questa partita. È soltanto rimessa laterale per il Castellammare, la batte Di Matteo. La battuta alla fine con il pallone che va agli avversari da parte del giocatore del Castellammare, anche lui giovanissimo, classe 2006. Come millennials in panchina del Castellammare ha soltanto Francesco Lamonica, assieme a tutti gli altri, e poi ci sono Di Paola e Amato, più esperti. Ci prova ancora il Partinico Dace, Polizzi non riesce a trovare quei spazi che ha cercato per tutta la partita. Bayot si prende il fallo. Polizzi si cala. Polizzi si scontra con Musso. Altro regalo per il Castellammare. Bayot, mancino, vicinissimo alla doppietta personale. C'è un cambio per il Castellammare, entra Ribaudo. Per lui settori giovanili importanti. Prende il posto di Musso.
Ribaudo, ex giovanili del Cosenza, del Palermo, del Taranto, dell'Audace Cerignola. Dunque esperienze fuori la Sicilia, in Puglia. Il cross deviato verso Baio, la prende Cascione in 2 tempi. Sulla zona della 3/4, salvo Ribaudo, interviene Messina, poi Pulizzi, Adamo, pressato, cade, punizione. Due e mezzo più recupero alla fine. Altro cambio per il Castellammare, entra Urso per l'attacco al posto di Ba, l'autore del 2-0. Si prende gli applausi del suo pubblico dentro Alessandro Urso. Castellammare che si ringiovanisce sempre di più. Pallone in mezzo a cercare Baio, prima di lui Cascione. Barbara un po' in difficoltà come Cina, infatti la riprende Frisella, Abenante con le braccia in aria. Adesso con le braccia larghe, stanco di vedere errori. C'è anche un fallo. Che fa bloccare questa azione. Cicala, finta contro Di Matteo. Ennesimo passaggio sbagliato del Partinico Daci. Messina dietro per Andrea Adamo, per finire da Manna, ma anche ricominciare. Messina trattenuta sulla maglietta da parte di Miceli. C'è il fischio dell'arbitro e Miceli si va a prendere anche il fallo. Altro cambio pronto per il Castellammare, sarà l'ultimo con l'ingresso di Emanuele Lopez, arrivato dalla Parmonval nel corso di quest'estate. Da capire se la punizione verrà battuta adesso. Piano piano che il tempo c'è. No, si va adesso con il cambio, esce Frisella dall'altro lato. Entra dunque Alessandro Urso. Si fa qualche minutino di quel che resta di questo match che va verso la conclusione con il Castellammare avanti 3-1 sulla Partinico Dace. Il mancino sopra la traversa, buona l'occasione, direttamente sul calcio di punizione. Infatti il primo tiro del Partinico Dace escludendo il gol. L'opportunità svanita per Viviano. Siamo dentro il tempo di recupero. Ancora Miceli. Intanto
Ba ha raggiunto la tribuna del Matranga, tiro da fuori, Manna in calcio d'angolo. Sul tiro da parte di Davide Marino. Guardate che bella scena, con Ba che si fa la foto con i bambini della scuola calcio di Castellammare del Golfo. Mentre ancora la partita deve finire, infatti si gioca, si batte il calcio d'angolo, l'arbitro fischia. Poesia questa scena con Malik Ba che fa sorridere. Infatti se sentite cori è per questo motivo. Intonano il suo nome in coro durante una partita che ancora si sta giocando, ma che comunque ha poco da dire. Viviano scardina, si accentra, serve Davide Marino, allarga dove c'è Cicala, un po' solo. Saia si rivede dopo un po', cross in mezzo, si prova il tiro al volo con Miceli, più in alzato con tentativo di tiro verso lo specchio della porta. Adesso va, rientra non in campo ma a raggiungere la panchina e saluta per l'ennesima volta i bambini con cui si è fatto la foto poco fa. Castellammare con la prateria davanti, avanza Baiò, forse un fuorigioco da capire meglio, rimedia Cina. Bianca e nera un po' la sua prestazione oggi. Caronia verso Urso che poi ha dell'after con Fili in termini di botte a palla lontana, più che botte trattenute. Non è stato poi così violento il contatto, o comunque la serie di contatti. Pallone in profondità, c'è il fuorigioco per Baiò, bandierina alzata, quinto di recupero. L'arbitro guarda il cronometro, infatti ha il fischietto in bocca. Cicala, grande grido per lui. Urso stava andando a servire Baiò, tutto solo in verticale. Tutto ok per Cicala, secondo l'arbitro. Davanti agli occhi della panchina del Castellammare, contrasto con Di Matteo protagonista, palla piena per l'arbitro. Messina cerca spiegazioni, prima insieme a lui Mattia Terranova. Cicala, lancio lungo, la prende Saia, che comunque è entrato bene in campo, cerca di allargare, Scardina ci riesce, c'è l'opportunità per Viviano, tiro deviato in calcio d'angolo. Vuole comunque onorare fino alla fine questa partita la squadra di Abbenante. Castellammare più rilassato. Grazie a Baiò nella ripresa ha chiuso la partita. Pallone in mezzo, Messina ad anticipare tutti. Nuova proposta di Cicala. Si vuole evitare il fuorigioco, il tiro in spaccata di Saia a sfiorare il palo e anche un bel gol per rendere meno amara questa sconfitta che è ufficiale per il Partinico Audace. 3-1 per il Castellammare che si aggiudica quest'andata dei 16esimi di finale della Coppa Italia di Eccellenza Siciliana grazie alle reti di Messina, Ba e Baiò. 2-1 momentaneo di Bargione. Partinico Audace che è
andato meglio nella ripresa, ma non è bastato, con appunto Bayo dalla panchina che ha segnato il gol definitivo del 3-1 al suo debutto. Ritorno settimana prossima al Salvatore Favazza di Terrasini, in cui il Partinico Dace giocherà in casa, cercherà di ribaltare la situazione, anche se sarà difficile. Domani sintonizzati su Sportisili, che escono i calendari di eccellenza e promozione, e tutto dal Giorgio Matranga di Castellammare del Golfo. Grazie dell'attenzione, ciao da Salvo Geraci. Munin, Gianno, Munin!